assenti ad un comportamento reale all'insegna dello sport. Buonasera e benvenuti al Paraculi, campionato Serie A, 13ª giornata, Saime Carabinieri, Caos Mantua. Le informazioni: Caos Mantua con il numero 1 Fontaniello, 5 Nero, 6 Piccola, 7 Mittenetto, 11 Bueno, 12 Ricordi, 13 Barrer, 14 Di Guida, 15 Sala, 16 Matteo, 71 Rovelli, 77 Dimas, 97 Poletto, 98 Prato, tecnico Giuseppe Mieta. Saime Carabinieri con il numero 17 Costantini, 18 Pinto, 7 Medici, 8 Sigla, 9 Giuliani, 10 Caroni, 11 Miranda, 12 Caio, 16 Piloni, 29 Sanna, 35 Gazzoni, 66 Pezzini, tecnico Alessio Medici. Dirigo della gara il signor Presidente della sezione di Lacerale e il signor De Pasquale della sezione di Lazzara. Cronometrista il signor della Cruzia della sezione numero 1. Saime Carabinieri, Caos Mantua. Appassionati di futsal, buonasera e benvenuti al Palatolive, dove tra pochi istanti andrà in scena il 13° atto di questo bellissimo campionato e vede di fronte la Saibert Laniene in completo nero e dettagli gialli e il Caos Mantova con il completo invece celeste e una riga trasversale bianca. Le due squadre vengono qui al Palatolive con motivazioni differenti. La Saibert Laniene è ancora a caccia della prima vittoria in campionato ed è reduce da 5 pareggi e 7 sconfitte, mentre per la situazione del Mantova è molto più serena perché occupa l'8ª posizione e ha fin qui conquistato 20 punti in classifica, vincendo 5 volte, pareggiando altrettante e solamente 2 le sconfitte. Ancora qualche istante. Ci sono Sanna e Villalba a centrocampo. Fischio dell'arbitro, mettetevi comodi, è iniziata Saibert Laniene Caos Mantova. Team è subito in possesso, Caio Giappa prova un colpo di tacco ma il pallone si spegne sulla rimessa laterale di Guida. Tocca il primo pallone per il Mantova. Lancio bloccato subito da Sanna, arriva Schirina, Caio Giappa cerca Villalba, ancora Caio Giappa, Sanna, Mantova sale su impressione adesso, Sanna gestisce bene, ancora Schirina, Caio la tiene in campo, Villalba, passa il pallone per Schirina, supera in un primo momento ma rinviene Lucca e poi c'è Gabriel, prova il tiro, Caio, Sanna, la tiene in campo, comincia l'azione ora la Saibert Laniene con Caio Giappa, ora il suggerimento per Schirina, Mantova non molla un centimetro, salita in direzione, adesso
Daniele guadagna, anzi no, la rimessa laterale per il Mantova, c'è il numero 13 Parrell sul punto di battuta. La pressione di Caio Giappa che però si ferma, si tocca il ginocchio, vediamo. Fermo, riprendono i neri. Laterale. Secondo me, no? Viene entrando l'otto, terrato. Come cose leggere. Mister non è un time out. Lei si è Marco. Eso es lo que lo estoy viendo. Yo ya lo tengo en la vista. Si no lo tengo en la vista, no. Lo que sí que no sabe si lo que está haciendo no sabe si está como niño, ¿no? Claro. Si no me hagas, Vamos, Caio. Tem que jogar, porra. Ci stai? Lo so, ci sta il medico. Ricomincia in questo momento la partita, dopo nemmeno 2 minuti di gioco l'infortunio a Caio Giappa è uscito dolorante all'altezza del ginocchio sinistro. Ora però torniamo in campo dove Schirina con un colpo di testa serve Villalba, recupera il possesso il Mantova, di guida Parrell che è un filtrante ancora nella propria metà, c'è di guida. Ancora la pressione di Villalba. Poletto si gira, recupera il pallone all'indietro per Di Guida. Parrell ora un po' di apprensione, riesce comunque a servire il suo compagno, ma Schirina anticipa e ora Sanna, di nuovo il pallone per Schirina, porta palla centralmente, allarga per Villalba, quello Mazzoni, entrato in campo al posto di Caio Giappa, Raffaele Sanna per Villalba. Ottimo il suggerimento di Schirina, siamo già dall'altra parte con Mazzoni pericolosamente con il possesso, cercato un suggerimento per Sanna. Non è andato a buon fine il suo controllo e quindi è ripartito il Mantova con Parrell che adesso si trova già nella metà campo oggi. Una deviazione, infatti è così, stavamo aspettando il giudizio del direttore di gara, rimessa laterale Mantova. Prende il pallone Poletto, colpisce Schirina, di nuovo rimessa laterale. Prende comoda qui il Mantova, ma poi scarico all'indietro. Pallone proprio per Poletto, conteggiato da Schirina, lascia il pallone lì per Parrell. L'Alba lo recupera e poi Giotin la blocca con sicurezza e la restituisce a Sanna. Schirina, il lancio proprio per Sanna, ci arriva, prova il tiro di prima, esce di pochissimo. 13
3 minuti e l'Aniene ha la sua prima occasione con Sanna, trovato perfettamente da Schinina. Di guida anticipato da Villalba, poi il numero con la Veronica per passare palla al compagno, ancora Villalba, ingaggia Di Gaudio nel dribbling, poi scarica Schinina, di nuovo dialogano i due, Di Gaudio sempre su Villalba, Schinina prende di contro in controtempo Mazzoni che comunque applaude l'intenzione del compagno. Lavora con lui, Di guida cerca e trova però la testa di Schinina, ora Mazzoni di tunnel, ma Di guida rinviene molto bene e riparte il Mantova con la frenata, ora Parrell, quello Di guida scarica il compagno, si muove Parrell, il pallone è per lui, punta all'avversario, Parrell è davanti al team e trova una rete bellissima. Parrell a 16 minuti dalla fine del primo tempo si sblocca l'incontro, la firma è del numero 13 Parrell. Doppio cambio per il Mantova, entra Bueno. Ora tutto da rifare, 0-1 qui al Palatulib, team sul pallone. Inizio terribile e estremamente in salita per l'Aniene che dopo l'infortunio di Caio Giapa ha incassato anche il gol del 0-1. Ora Micheletto ha provato la conclusione strozzata, è finita lontana dallo specchio della porta difesa da Joe Team. Vicinissimo al raddoppio il Mantova, ora ricomincia l'azione con Schinina, Villalba, scende Sanna, pallone è per lui, dialoga con Schinina, riesce però ad uscire dalla metà campo, ora c'è uno spunto di Schinina che cerca Villalba, attenzione perché il retropassaggio è così e così, scivola al portiere, non la può riprendere e poi il pallone finisce in fallo laterale, un po' di apprensione qui per Ricordi che al momento del controllo è scivolato. Mazzoni, Schinina, Casanna leggermente spinto, ne tiene vivo il pallone, poi in due a pressarlo e adesso c'è un giocatore del Mantova a terra, gioco fermo, 15-17 alla fine, 0-1 per il Mantova, la rete di Parrell che ha sbloccato l'incontro, intanto costretto ad entrare anche il medico. C'è pure dentro. Lo so, ma non è bello. Aspetta. Aspetta, chi là? Ritorna in campo Chitola e Sanna probabilmente restituirà palla, infatti è così, si riprenderà quindi da una rimessa dal fondo con Ricordi sul possesso del pallone, scarica corto per Chitola, subito per Aniene, altissima impressione, non lascia respiro al Mantova ma comunque il possesso rimane biancoceleste. Chitola fermato da Villalba, possesso ancora Mantova. Micheletto sul punto di battuta. Jotim Schinina con un po' di difficoltà riesce comunque ad allontanare. Chitola per Ricordi. Controllo pallone corto, va giù un giocatore del Mantova, Bueno, ma
non c'è nulla. Ora Villalba lunga per Sanna, non può arrivarci. Rientra in campo intanto il capitano Leleco, è andato giù per un contatto che l'ha colpito sul viso. Attenzione però, concentriamoci sul campo dove Villalba ha anticipato un ottimo pallone e ora Mazzoni cerca un passaggio per Sanna, lo prende Schinina in questo momento, ma Bueno rinviene 2 volte, poi Schinina ci mette il piede per il passaggio a Joachim che lancia adesso Sanna, la spizzata di testa però non può impensierire i ricordi. 14:25 intanto alla fine di questo primo tempo. Ora Dimash, Bueno, qui c'è il fallo, l'arbitro fischia il primo fallo della gara, lo ha commesso Schinina ai danni di Bueno. Ora Dimash sul punto di battuta, cerca il suo capitano Micheletto. Ora Dimash fronteggiato da Mazzoni, recupera palla Mazzoni, la ridà indietro per Joachim, imposta per Villalba. Villalba il controllo un po' difettoso ma comunque mantiene il possesso. Mentre qui falli ripetuti, l'arbitro non fischia, Schinina si impegna, riesce a tenere vivo il pallone, servire Mazzoni, spalla alla porta, costretto a girarsi, ridà palla di nuovo a Schinina, verticale per Sanna, non ci può arrivare per pochissimo. È entrato anche il capitano Taloni. Ora Bueno indietro per Micheletto. Taloni sul punto di battuta, Mazzoni, Schinina, Mazzoni, Sanna prova la conclusione, fermata da Micheletto, calcio d'angolo, Saibert Daniele. Parte adesso il pallone fuori per Sanna, alza la testa, trova il suo connazionale Joachim che porta palla fino al cerchio di centrocampo. Di nuovo Sanna la tira addosso all'avversario, la ributa dentro, Schinina la tiene viva, Mazzoni ricomincia per Sanna, sale ora il matto a impressione, Micheletto, la spizzata, tutto regolare, Dimash prova la conclusione, fermata da Schinina che lamenta ancora un tocco con il braccio dell'avversario non visto dagli arbitri in campo. Nel frattempo è entrato il giovanissimo Cullani con la maglia numero 9, il talento giallo-nero classe 2003. Leleco vince il contrasto e poi trova la rete del 2-0 con la collaborazione anche di Joachim che non si è fatto trovare pronto in questo tiro. 0-2, cambia di nuovo il punteggio qui al Palatoliv, mentre a 13 minuti dalla fine del primo tempo Mister Medici chiama il time out. No, però tutto a posto, perché non seduto. Non è un modo di esagerare, quando stai lì, Fischia l'arbitro, ricomincia il match dopo il time out chiamato da Mister Medici, visti i suoi un po' sottotono e quindi ha ristabilito un po' di concetti. Lancio lungo, la tiene tiro di Matteus, fermato di parte Mazzoni con velocità, Mazzoni fermato da Salas con una spallata giudicata fallosa.
anche se Dimash teneva il pallone, sembrava per un momento andare lui sul punto di battuta, ma c'è Skinina, posiziona il pallone, siamo più o meno all'altezza del cerchio di centrocampo. Parte Skinina direttamente in porta, la sua conclusione si stampa sul colpaccio di Salas, rimessa laterale Aniene da zona molto pericolosa. C'è Taloni, vediamo come sfrutterà questa occasione la Seibert Aniene per rientrare in partita e accorciare il risultato. Skinina supera 2 avversari e poi il pallone però finisce, il campo scusate finisce e quindi il pallone è uscito dal campo, rimessa laterale Mantova. Dimash 1-2. Il lancio fermato da Skinina, ora Cullani tiene palla, mezzo a 2, fermato, tiene però il possesso l'Aniene. Taloni, si rivede Caio Giappa in campo, quindi per fortuna nulla di grave il suo problema al ginocchio che l'ha tenuto fuori in questa prima parte di gara. Skinina ingaggia Joachim, il lancio proprio per Caio Giappa, intercettato, ora Taloni a dar fastidio a Salas, rinviene per Chitola che sbaglia il disimpegno, rimessa laterale Aniene. Entra in campo adesso anche Pezzin con la maglia numero 66, gira subito palla per Taloni, indietro per Tim, aspetta un movimento, Pezzin gli va incontro ma serve Caio Giappa in difficoltà qui nel controllo. Caio Giappa riesce a girarsi e poi però la mette in fallo laterale, sale adesso il Mantova in pressione. Chitola cerca Dimash, supera Pezzin, Dimash a tu per tu con Tim, lo mette giù, il cross in mezzo e la rete di Salas. 0-3 al Palatulib, segna Salas. Discesa micidiale di Dimash sulla fascia sinistra e poi il cross in mezzo a cercare il tap-in di Salas. 11 minuti e 44 secondi, si porta sul triplo vantaggio il Caos Mantova. Inizio veramente terribile per la Seibert Aniene. Salas porta palla centralmente, ottimo il suggerimento per Chitola che si impegna e riesce anche ad andare verso la porta, il pallone però esce al lato, ora Taloni, Caio Giappa. Tim lunga per Taloni, la mette giù con il petto, ancora Taloni, all'indietro per Caio, pensavo per un momento alla conclusione, ora però Sanna si muove Pezzin, il pallone per nessuno perché Taloni non capisce l'intenzione del compagno, ora Salas, Pezzin si lancia per evitare la conclusione, ci sono delle proteste. L'arbitro credo abbia assegnato il calcio d'angolo però. Quindi sì, calcio d'angolo Caos Mantova, Teus sul punto di battuta. La palla all'interno per Salas che si coordina in un fazzoletto sulla pressione di Pezzin e la spara non di poco, non è uscita di molto sopra la porta difesa da Joachim. Tim che lancia ancora Sanna, esce con i pugni, ricordi. Pezzin, Caio Giappa. Pezzin manca il controllo con il pallone, regala la rimessa laterale al Mantova. Matteus sul punto di battuta, Chitola, la prende Salas, fermato da Villalba, ma arriva il pallone al portiere, cerca Matteus, ora di nuovo Salas, ora la pressione dell'Aniene adesso è efficace. 1, 2, Pezzin, Villalba, gioco di gambe
guadagna la fascia Villalba, la mette dentro, la conquista però Chidola. Ora riparte di nuovo il Mantova, fermato in un primo momento, mezzo a due, pallone sul secondo palo dove c'è Poletto, ma arriva Giautim, si era lanciato dietro Villalba, Caio Giapa però non ce la fa. Di nuovo fermo il numero 12 giallo-nero, forse però adesso è per un problema alla caviglia destra, quindi Aspetta un attimo. Vincenzo, faccio entrare! Vincenzo! Vai. esce di nuovo zoppicando Caio Giapa. Dai, forza. Ma come fai? Deve stare con noi o va giù? Che dobbiamo fare? 10:21 alla fine, il Mantova restituisce palla a Giautim. Villalba, Schirina, pezzine di prima, intruppa Poletto che guadagna ancora palla, lottano i due, poi il pallone arriva a Villalba. Sanna, in difficoltà adesso Daniele per uscire e Schirina butta via questo pallone. 10 minuti, siamo a metà primo tempo, il Mantova conduce per 0-3 nelle reti di Parrel, Leleco e Salas. La Pezzin tiene vivo questo pallone, c'è Poletto però come un falco Schirina, Villalba, Poletto anticipa Pezzin, punta la porta, il pallone arriva a Parrel, anticipato da Villalba che trasforma la fase difensiva in offensiva e poi però Chidola è bravissimo ad alzare il muro e dare palla a Poletto contro Sanna. Poletto prova la conclusione, fermato da Giautim. Zitta. Calcio d'angolo Mantova, palla alta, fermata da Sanna. Parrel. Giautim capisce l'intenzione, il pallone non arriva a Poletto, ora Mirko Medici per Schirina, Villalba. Ancora Schirina, Sanna, lungo linea per cercare proprio il numero 7 Medici, fermato però da Di Guida. Ora Ricordi, prova il lancio ma poi la serve corta a Di Guida. Parrel, il pallone esce, rimessa laterale, Seibert Daniele, 9 minuti mancano alla fine del primo tempo. Medici gioca con Giautim, Villalba, Sanna, pallone di ritorno per Villalba, spazio, serve però Schirina, dentro per Medici, poi sfuma l'azione offensiva della Seibert Daniele, rimessa laterale Mantova. Ricordi, nulla, il pallone finisce sul fondo, la prende adesso Giautim, serve Villalba, subito pressato da Di Guida. Sanna la tiene viva, Leleco con una forza incredibile anticipa questo pallone, Villalba, Schirina, ancora un passaggio sbagliato favorisce l'offensiva del Mantova, deve uscire Tim dalla propria area di rigore in scivolata, mettere in fallo laterale una potenziale occasione da gol del Mantova che adesso gestisce palla con il proprio capitano. Ora Parrel fermato da Sanna, sul punto di battuta Leleco. Di
indietro per il portiere, lancia, cerca Nepoletto, esce Jotim, non la prende nessuno, sarà quindi rimessa dal fondo. Sanna la protegge, di tacco a cercare i medici, capiscono tutto però i difensori, e ora Leleco in mezzo a 3, il palo, incredibile, il palo salva l'Aniene, sembrava un gol già fatto, ma per fortuna il palo ha salvato la porta di Jotim. Azione velocissima condotta da Leleco, che ha praticamente saltato 3 avversari. Parrell, ancora Leleco, palla alta di nuovo per Parrell, impreciso nel controllo. Sanna la mette giù, all'indietro per Schinina, porta palla Angelo Schinina, qui Sanna fermato senza fallo, si rialza, ma ricordi che già dall'altra parte a lanciare Leleco, messo giù, arrivo però fischia il fallo di mano. Secondo fallo quindi commesso dal Caos Mantova. Mazzoni per Villalba, ora Sanna di nuovo, grande lavoro di protezione, poi il pallone poi preciso per Mazzoni, Dimash costretto ad allungarsela, quindi ciao team per Villalba. Nuovo Mazzoni, Schinina, Sanna, Villalba, si sposta palla col destro e calcia, il pallone termina alto. Palla passa per Bueno, Bueno supera Mazzoni, la conclusione esce di pochissimo, grande spunto del numero 11 biancoceleste. Ora il pallone, capisce tutto Dimash, punta Schinina, il pallone però non arriva a Chidola perché c'è Villalba, 3 contro 2 Aniene. Schinina la spizzata all'interno, Chidola compie un salvataggio fantastico in scivolata, la mette in calcio d'angolo. Si salva qui il Caos Mantova, questa transizione è condotta benissimo da Saibert Aniene. Ora Mazzoni, palla alta, 6:26 alla fine, ancora 0-3 per il Mantova qui al Palatoliv. Villalba, Sanna di prima a cercare Mazzoni, non può arrivarci sulla pressione di Micheletto. Inizia l'azione, il portiere Ricordi, duello tra i due numeri 11, lo vince Villalba che batte adesso la rimessa laterale a cercare Jotim, di nuovo porta palla centralmente, Sanna di prima per Schinina, allarga tutta per Villalba. Villalba, gioco di gambe ancora, Villalba dentro, prova la conclusione, forse deviata, è così, calcio d'angolo. Chiama lo schema Edu Villalba, occasione Aniene, palla alta per Sanna e la restituisce a Villalba e prova il tiro lui, ma esce sull'out di sinistra. Al secondo detto di gara c'è stato un calcio d'angolo, in diretta ci è sfuggita la deviazione, palla dentro, Bueno, ora Dimash, stacca il manto a Chitola, Micheletto, Mazzoni lascia lì, non ha visto Bueno che per fortuna dell'Aniene spara alta, dormita difensiva della Saibert dell'Aniene. Schinina, Villalba, ancora Schinina, dialoga con Sanna, Mazzoni, non riesce il tentativo di 1-2 tra Mazzoni e Schinina, mentre coach Milella chiama il suo primo time out della partita quando mancano 5 minuti e 38 secondi alla fine del primo tempo. E
il Mantova conduce ancora con il punteggio di 3-0, le reti di Parrel, Leleco e Salas. Ricomincia la partita, Dimash dall'altra parte per Micheletto, di nuovo Dimash, pressato da Taloni. Chitola, via Bueno. Chitola in difficoltà sulla pressione di Sanna, allunga ma Bueno riesce comunque a spizzarla, dove però non ci sono maglie biancocelesti. Villalba, pressato da Micheletto all'indietro per Jotim, pallone tesissimo, non prende la copertura e quindi si spegne in fallo laterale. Ora c'è Sanna sul punto di battuta, Caio Giappa rientrato dal doppio infortunio, dialoga con Villalba, cioè l'Alba supera la marcatura, ora Caio Giappa prova la conclusione, fermato da Dimash. Taloni fa partire il tiro Taloni, ricordi, la tiene lì sulla linea di porta. Ora Micheletto si assume dei rischi sulla pressione di Villalba, ma riesce comunque il Mantova ad uscire e a scaricare palla a Micheletto già dall'altra parte, controllo difettoso. Jotim, Villalba, accelerare un po' il ritmo l'Aniene se vuole ferire la retroguardia del Mantova. L'Alba, Caio Giappa, l'Alba ottiene una rimessa laterale. 4 minuti e 8 secondi intanto alla fine del primo tempo. Sanna, palla alta a cercare Taloni, grande occasione, la conclusione potentissima, ricordi, con il corpo la mette in calcio d'angolo. Si muove Caio Giappa, il pallone però è per Sanna, scivolata, la conclusione è porta. Rafael Sanna trova una rete bellissima. Ha segnato l'Aniene con, nemmeno a dirlo, Rafael Sanna. Minuti e 51 secondi, l'Aniene sblocca la sua partita con la rete di Sanna, arrivata da un tiro potentissimo scagliato da quasi metà campo. Ora pressione di Sanna, conquista il pallone con rabbia. Villalba, vediamo se questa rete sveglierà un po' i giocatori della Saibert Aniene. Adesso li vediamo proprio più rabbiosi. Ora Taloni, la conclusione, calcio d'angolo, 3 minuti e 30, l'Aniene è viva e cerca in tutti i modi la via del gol. Palla alta, l'Alba riesce a metterla giù. Salas la devia in fallo laterale, sale quindi la pressione dell'Aniene. Taloni sul punto di battuta, si muove Caio Giappa, si muove anche Sanna, pallone però irraggiungibile.
Leleco scambia con Dimash, tutta la calma del mondo adesso ad impostare l'azione. Leleco, ancora Dimash, arriva Salas, l'Alba intercetta il pallone, sempre Sanna, può andare il pallone per Taloni, Salas in scivolata, quasi calciato lui verso la propria porta. Taloni per Caio Giapa, dall'altra parte pallone rischioso, la tiene viva Villalba, ma poi è Sanna a metterla in fallo laterale. Entra adesso Mateus proprio per battere la rimessa laterale. Leleco di prima, nel nulla, regala il pallone alla Saibert Daniele. Jotim porta palla come al solito, Mateus porta vuota, si è divorato il 4-1. Ora Sanna, forse la palla è uscita, Daniele adesso è costretta ad assumersi dei rischi, ma qui Jotim ha rischiato veramente di farla grossa. Pallone intercettato e poi Mateus non è stato abile a sfruttarlo nel migliore dei modi. Punteggio ancora fermo sull'1-3. Ora Taloni, rimessa laterale, prova subito Sanna con la sola del tiro a guadagnarsi però il calcio d'angolo. C'è Jotim, palla rasoterra all'Elego. C'è pressione, però Jotim para lo stesso con la testa da posizione veramente insolita. Ora Mateus, l'imbucata, la palla è lì, Caio Giapa, lancia Sanna, solo davanti ai Ricordi, Sanna la prende Ricordi, bravissimo il portiere del Caos Mantova a rimanere in piedi e a ipnotizzare un bomber come Sanna. Veramente grande giocata del numero 12 ospite. Ora Villalba, Caio Giapa per Taloni, protegge palla Taloni, commette fallo però secondo il direttore di gara, visto una trattenuta di Taloni. Mateus, Sanna recupera il pallone, Villalba finta il tiro, gioco di gambe, ancora Villalba, poi fermato, triplicato nella marcatura e poi si va a prendere con una scivolata il pallone, ma sfortunatamente per lui poi carambola in rimessa laterale. Mateus, Chidola, lungo linea, non si arriva Poletto. Grande lavoro per lo staff sanitario qui oggi al Palatolive, 3 volte Caio Giapa è andato giù per infortunio, ora c'è Villalba. Schirina, Taloni, controllo difettoso, poi il pallone dentro, ma la palla era uscita.
rimessa dal fondo. 1 minuto e 22 secondi alla fine del primo tempo. Mantova ancora avanti 3-1. Ricordi, cerca Matteus vicino a sé. Salas, Chitola, ancora Salas, Matteus. Dialogano bene ora i giocatori del Mantova. Poletto ingaggia un duello con Schirina, arriva Sanna a metterci una pezza e mettere il pallone in rimessa laterale. Batte Salas. Matteus gioca un po' con il cronometro adesso il Mantova, fa passare secondi importanti. Poletto, Salas, Chitola riesce a girare palla a Salas sulla doppia pressione. Ora ancora il Mantova in possesso. Poletto, il pallone rimane in campo. Salas raddoppiato, poi arriva Schirina e commette fallo, prende il cartellino giallo. Primo ammonito della gara, quindi Angelo Schirina. Vediamo i tre, forza! 32 secondi, calcio di punizione per il Caos Mantova. C'è Chitola sul punto di battuta, lascia invece lì per Matteus. Pallone ora per Chitola, si gira, la prende già Team però. 26 secondi, forse ultima azione di questo primo tempo. C'è Villalba, fa salire Schirina. 20 secondi. 15. Tiro di Villalba, Taloni ci mette la testa ma il pallone però non trova la via della porta, quindi rimessa dal fondo. Ricordi, 12 secondi alla fine. Salas tiene palla lì il Mantova. Poletto prova l'ultima conclusione a 2 secondi. Palla lunga di Team. 34, ragazzi, per un attimo. Diciamo che dopo che batte è come se è finito. Allontana Chitola ma arriva il duplice fischio al primo tempo. Il Caos Mantova è avanti 3-1 grazie alle reti di Parrel, Leleco e Salas e alla rete della Cyber Telaniene siglata da Rafael Sanna.
bentornati appassionati di futsal al Palatulib. Sta per iniziare il secondo tempo tra Cybert Laniene e Chaos Mantova, punteggio di 1-3 per gli ospiti. Le reti, ricordiamo, sono di Parrel, Leleco, Salas per quanto riguarda il Mantova e di Sanna invece per la Cybert Laniene. Ora è tutto pronto, gli arbitri stanno sistemando le ultime cose qui in panchina. Tra pochi istanti si ricomincerà con il secondo tempo tra Cybert Laniene e Mantova e la squadra di casa in completo nero e dettagli gialli dovrà assolutamente alzare di più ritmo per dare fastidio e cercare di riprendere questa partita sfuggita già nei primi minuti con il bellissimo gol di Parrel. Partita che comincia in questo momento. Parrel subito per Chitola. Poletto. Non riesce il controllo a Di Guida e quindi la rimessa laterale è per la Cybert Laniene. Taloni subito per Schinina, Villalba centrale per Sanna, il pallone rimane lì, esce il Mantova con Padelle che non ci arriva. Taloni, Schinina subito pressato, cerca Villalba, ancora Schinina, palla alta, mette giù Sanna, pallone che esce. Chitola porta palla centralmente. Parrel, Di Guida, ancora Parrel. Poletto, ottima palla per Di Guida, aspetta l'arrivo di Parrel, prova la puntata ed è proprio Poletto a togliere dallo specchio della porta il pallone. Ora Taloni in mezzo a due, ottima giocata di Taloni che prova la punta e Taloni riapre la partita. Ma che giocata ha fatto Daniel Taloni! Gran gol del capitano della Cybert Laniene che è sfuggito a due avversari sull'out di sinistra, controlla la puntata direttamente in porta che ha trafitto così i ricordi. Nel frattempo Spazzolone in campo. No, non avevamo sentito. Sono passati 4 secondi. Chitola ricomincia la partita dopo l'intervento dello Spazzolone. Laniene ha riaperto subito l'incontro. Ora Gio Team, palla attesa a cercare Sanna, non può arrivarci, conclusione potentissima questa, la lascia scorrere direttamente Sanna. Ora Parrel. Chitola, Di Guida per Capoletto, si appoggia a Schinina, spalla alla porta, ancora Poletto, riesce a girarsi ma la prende Schinina, ora Taloni ancora, viene fermato questa volta da Parrel. Protestano in campo i giocatori dell'Aniene. Di confusione in campo dalle proteste per il possibile calcio d'angolo a questo fallo commesso da Taloni. Adesso gli arbitri ripristinano la calma in campo, batte il Mantova, Parrel, Falla 0. controllo così e così, Taloni la spara addosso a Di Guida, possesso ancora Mantova con Parrel che la giostra bene per Poletto che poi però non ci arriva, quindi Gio Team ricomincia per Villalba. Adesso la partita è molto attesa. Villalba
per Sanna, scarica l'indietro per Taloni, c'è Schirina libero dalla parte opposta, viene fermato nel primo tempo, Taloni costretto ad allontanarla, l'Aniene attacca con grinta, ma il Mantova si difende non da meno, ora di guida, Chitola, Parrel con qualche brivido, ora con apprensione qui la retroguardia del Mantova è costretta ad allontanare il pallone, non riesce più a gestire il possesso la squadra di mister Milella, dalla forte pressione dell'Aniene che adesso ci crede, determinata più che mai, con Gio Team che cerca Sanna, fermato da Chitola, poi Villalba, inizia il contrasto, rimessa laterale per la Cybert dell'Aniene, Taloni, poi Villalba, dietro per Schirina, di prima per Taloni, lungolinea, Taloni al volo, di controbalzo la colpisce, termina alta però, sopra la porta difesa da Ricordi, inizia adesso l'azione per Parrel, ancora una palla alta, esce Gio Team con il petto e poi però non riesce a tenerla in campo, il pallone si spegne sulla rimessa laterale, Poletto si gira, la prende Villalba, ora Parrel, Poletto, ottima giocata, si gira a Villalba, ancora Poletto, sul disturbo di Sanna, Poletto non riesce a calciare liberamente in porta, attenzione qui a un errore, pagato a caro prezzo, perché Poletto, come un rapace d'aria, approfitta di questa sbavatura difensiva della Cybert Laniene e trova il gol del 4-2. Gio Team, tutto da rifare per la Cybert Laniene, 2 gol da recuperare così come era iniziato il secondo tempo. Ora Sanna dall'alta, Poletto, la prende però Gio Team senza problemi, era rientrato in tempo, ora Schirina, fermato da Parrel, Villalba per Sanna, ricomincia da Villalba, però una conclusione stoppata da Dimash, appena entrato. Villalba, Schirina, Sanna la mette giù, calcio d'angolo ora per il Mantova, è stata la deviazione con la testa di Schirina. Nel tempo vediamo in campo Lorenzo Cullani, classe 2003, il talento giovanissimo della Cybert Laniene. Ora Dimash fuori area, supera Schirina, supera anche Cullani, la mette dentro e poi Gio Team smanaccia in fallo laterale. Matte, non puoi entrare una volta a campo. Pensa se parte un contropiede. Parrel, Dimash, la palla alta, la tiene viva il capitano Leleco e poi di nuovo per Parrel, grande giocata di Leleco. Ora il Mantova si muove molto bene, più fluida la manovra dopo i primi minuti un po' appannati. Era Parrel per Poletto, Schina è bravissimo a salvare il pallone e a conquistare il possesso. Gio Team, Sanna, Mirko Medici prende il pallone, allarga per Schirina, molto bene, parte proprio sul secondo palo Medici, controlla il pallone, spalla la porta, prova Cullani, la conclusione è stoppata, ora Schirina, Poletto a terra, Schirina non riesce a tenere la sfera,
rimessa dal fondo per il Mantova, 14 minuti e 44 secondi ci separano dalla fine della partita. Ora Dimash, fase di disimpegno per Bueno, cerca l'Elego, ora Bueno, Pullani intercetta il pallone. L'Elego chiama in causa il proprio portiere. Lele, prendi un po' di rincorsa, Lele, prendi un po' di rincorsa, sì. L'Elego sul punto di battuta, parte l'Elego, alta. Tanto viene allontanato dalla panchina della Saibert Daniele il direttore sportivo Francesco Milani per proteste. Comunque questo è proprio uno stronzo proprio. Cioè segnalo pure che è uno stronzo proprio. Risponde come se fosse. Taloni, cerca Cullani, dice il contrasto però l'Elego, ora Medici, ciao team, Sanna, Dimash ruba un ottimo pallone per Bueno, riviene Medici, mezzo a due, messo giù, calcio di punizione Aniene. Taloni caccia ma il gioco fermo, il fallo è venuto più dietro, fa notare il direttore di gara. Taloni, palla alta a cercare Sanna, la prende di testa per Mazzoni che la lascia lì, però c'è Bueno, tira in porta ora Tim, ottima parata con i piedi, poi Medici, il guizzo, il filtrante non arriva però a Mazzoni. Taloni, Mazzoni, porta palla ancora Mazzoni, fermato dal raddoppio di Dimash, ora è 3 contro 2, pallone arriva a Micheletto, suonata difettosa, Mazzoni ha il tempo di recuperare, ora Medici, partita che si infiamma, ancora Medici, viene fermato dal capitano del Mantova, protesta tutto il palazzetto per il cartellino giallo che adesso arriva, 13 minuti e 29 secondi alla fine, viene ammonito anche il capitano del Caos Mantova. Sanna sul punto di battuta, Sanna gioca all'indietro per Taloni, Mazzoni, Taloni palla alta, non può arrivarci Mirko Medici. Micheletto sul punto di battuta, pallone per Chitola, ora Dimash contro Sanna, ancora Dimash rigioca all'indietro per il suo compagno Chitola con la maglia numero 6, ora Bueno, messo giù Bueno, continua a giocare il Mantova con Dimash e si porta la palla fino all'out, rimessa dal fondo per la Saibert Daniele con Tim che cerca Sanna, esce di nuovo ricordi con i pugni, rimessa laterale Aniene, sul punto di battuta Taloni, lascia all'indietro per Tim,
verticale per Sanna, protegge palla, aspetta l'arrivo di Taloni, ancora Sanna in possesso, non riesce a scaricare palla al compagno, ora la sfida con Chitola, ecco arriva l'appoggio con Medici, poi Taloni, Mazzoni, Centro Taloni e finlandese. ora Mazzoni, Taloni con fatica si trascina il pallone in fallo laterale sulla grande pressione di Dimash. 12:25, fermato qui sul possesso del Mantova, sempre con Taloni, riparte il Mantova, Micheletto fermato da Sanna. Attenzione, l'arbitro mostra il cartellino giallo a Bueno per il fallo avvenuto in precedenza proprio su Taloni. Chitola, Taloni capisce di nuovo tutto e scarica palla a Stimina e calcia in porta, trova ricordi, ora palla alta per Taloni, la prende così e così, esce sopra la traversa. Uno per volta. Dimash con tutta calma per Chitola, Alla time out, alla prossima linea. No, però non state fermi, non siamo stati qui. Salas, ancora Chitola, Salas, giù Schirina, tutto regolare, ora Chitola davanti a Giao Team, serve Salas, trova il pokerissimo, la rete del 5-2, porta la firma di Salas. No, siamo un attimo. 5. 8 Schirina, 5 Perché ho capito che l'11 l'hai sentito da lui. Tanto lo sapete, tanto lo sapete. Calcio di lo stavo vedendo su 2-5, questo è il gol, 2-5. Ricomincia la partita, punteggio di 2-5 per il Caos Mantova, sale Giao Team con il pallone, Villalba, conclusione in porta, fermata, Taloni la fa scorrere per prendersi il calcio d'angolo, batte proprio Capitan Taloni all'indietro per Giao Team, porta palla al portiere dell'Aniene, Mazzoni, controllo così e così, ora però ancora scarica per Villalba. Gioco di gambe, si accentra, spinto Villalba, riesce comunque a mantenere il possesso, scarica Schirina, palla dentro per Taloni, fermato, doppia deviazione, rimessa laterale giallo-nera. Villalba di prima, il pallone non si abbassa, finisce alto sopra la traversa. 10:59 alla fine del match. Al gol di Taloni sono arrivati
gli altri di Poletto e Salas. Ora Dimash prova un gioco su Schinina, la prende Mazzoni. Villalba. Villalba temporeggia per l'arrivo di Joe Tim. Prende palla adesso il portiere Bellani, riesce a trovare Schinina. Dimash parte palla al piede, supera tutti, arriva però Schinina e semplicemente protegge palla e guadagna la rimessa laterale. Ora Villalba prova la sfida contro Matteus, che lo porta fuori, ma non tocca il pallone, quindi è rimessa dal fondo per il Caos Mantova. 10:17 alla fine del match. La rimessa laterale è per la Cyber Traniere, la batte in questo momento Mazzoni. Chidola tiene lì il pallone, arriva Salas, la gran botta termina però alta. Tim, Mazzoni, Villalba, Schinina, Mazzoni capisce tutta la difesa del Mantova. Ora Chitola, palla alta per Matteus, ancora Chitola, Salas, palla lunga, Poletto lasciato solo, esce Joao Tim, spenta la minaccia e scarica per Villalba. Pressato da Schinina, da giù Schinina, mette fuori ora il pallone, si va a accertare nelle condizioni dell'avversario. Ricomincia il match. Poletto, Matteus, Salas, Poletto riesce a girarsi ma non a tenere il pallone in campo. La prende adesso Daloni, Medici, Villalba, raddoppiato, costretto a girarla per Mirko Medici, ora Villalba, adesso il pallone arriva a Giautin, scarico per Sanna, centralmente ha trovato un passaggio per Medici, ha capito tutto però il Mantova. Ora rimessa laterale giallonera alla metà campo della squadra ospite. Rafael Sanna sul punto di battuta, intanto vediamo Schinina con la maglia gialla e Mister Medici si gioca la carta del portiere del movimento per tentare a 8 minuti e 39 secondi dalla fine, tentare di accorciare il risultato. Siamo 2-5 a Medici. Sanna, la conclusione murata dall'intervento di Matteus, va a sbattere sulla copertura del Palatoliv e quindi è rimessa laterale Aniene. Medici, Sanna, ancora Medici, vertice alto della piramide, riceve palla Schinina,
Non passa il suggerimento per Taloni, uscito poderosamente Salas. Taloni per Schirina, ancora Taloni, sbaglia qui il suggerimento, Salas può partire, il pallone però è uscito, rimessa laterale però sempre per il Mantova. Pelego sul punto di battuta, rientra intanto Giao Tim. Poletto contro Medici, riesce a calciare, la prende Giao Tim, la serve corta per Medici, palla alta dove non ci sono maglie giallo-nere. 7 minuti e 40. Ragazzi, aspettate prima che arriva e poi entrate. Ricordi, Parrell prende l'Eleco, Sanna però intercetta, ora Poletto prova la solata, non va a buon fine ma comunque guadagna un calcio d'angolo. Parrell sul punto di battuta, vediamo come sfrutterà questa occasione il Caos Mantova. Passaggio corto, la gran botta di Leleco, trova però all'esterno della rete. Tim per Villalba. Palla alta di Medici, Sanna la mette giù a cercare ancora Villalba. Gioco di gambe, non ci casca Poletto. Rientra Schirina, ancora portiere di movimento per la Saibert Daniele con Medici, sempre punta della piramide. Tiro di prima di Taloni, prende Pitola. Sanna per Medici, Schirina di prima. Aspetta che arriva Dima! Messa laterale Aniene, batte Schirina. Entra Manzoni. Medici, il corridoio laterale per Taloni. Per Villalba, scusate. La prende Medici di nuovo. Sanna. Di prima ha provato Schirina una sorta di tiro, ma la conclusione era troppo debole per impensierire Ricordi. Di nuovo Aniene ora che prepara l'azione di movimento con il portiere. Mirko Medici detta le giocate da Mazzoni, buon guizzo, il pallone per Schirina. Sanna sfolata, di nuovo Schirina. Villalba, conclusione di Villalba sul secondo palo, arriva il gol del numero 11 giallo-nero a 6 minuti e 8 secondi dalla fine. Villalba accorcia il risultato, è 3-5 adesso al Palatulib. Due gol da recuperare, portiere di movimento che si dimostra efficace per la Saibert Daniele, che ha trovato il gol con Villalba. Ora Dimash fermato proprio da Villalba, c'è Medici sul pallone, ha trovato un filtrante per Taloni. Dimash non tiene palla, la prende Villalba. Giao Tim. Sanna, il pallone non può arrivare a Edu Villalba e quindi rimessa laterale per il Caos Mantova. 5 minuti e 41 secondi. Daniele deve adesso compiere uno sforzo incredibile. Taloni. L'ultimo tocco è di Parrell. Manzoni. Medici. Sanna. Manco per sorriso se può parlare. Manzoni, il pallone rimane lì. La gran botta di Manzoni deviata dall'anca di Ricordi. Ora Medici. Si accende adesso il match con Manzoni, però ancora una deviazione. Predica calma ora però il numero 7 giallo-nero.
Villalba proprio da lì ha trovato il gol del 3-5. Pallone adesso intercettato, lotta Mirko Medici. Sanna, 4 minuti e 53 secondi. Mazzoni, ancora Sanna, Schinina, esce, pallone per Sanna, con un braccio, controllo di Sanna. Chitola può battere, cerca Dimash, fermato da Taloni. Medici, suggerimento per Sanna, capisce tutto il capitano, poi viene sdraiato Parrel da Mirko Medici, calcio di punizione. Aniene che commette il quarto fallo di questo secondo tempo. Dimash, Parrel, ancora Dimash, Lelego all'indietro per il suo portiere, Medici di testa intercetta, il pallone però ancora per il Mantova, c'è Parrel, prova la conclusione in porta, stoppata ancora da Mirko Medici. Batte il Mantova all'indietro per Dimash, Lelego. L'Alba sembrava poter arrivare sul pallone, ora Ricordi in difficoltà, costringe a buttarla in fallo laterale. 3 minuti e 56 secondi, rientra Schinina in campo, Aniene ancora con il portiere in movimento a cercare il gol che potrebbe veramente regalare ultimi minuti di gioco di alta intensità e spettacolo qui al Palatuliv. Ora Medici rischia la giocata, al pallone alto di Chitola, termina sul fondo, entra di nuovo Taloni. Dimash, non c'è nessuno in porta, si improvvisa Mirko, Chitola, il palo, ora Parrel, c'è Schinina tra i pali. Possesso che resta della squadra ospite, 3 minuti e 27 secondi. Lelego sul punto di battuta. Parrel. Villalba, Medici, sale ora il Mantova, sbaglia Medici in fase di impostazione, concede un'azione pericolosa. Chitola, corta per Dimash, 1-2, Schinina si supera in un paio di interventi, si improvvisa portiere, di successo Schinina, salva la porta dell'Aniene. Ora Villalba per Medici, ora Mazzoni, pressato, Schinina recupera il pallone, Parrel da terra, la mette in calcio d'angolo. Grande partita di Parrel, decisivo sia in fase offensiva che in fase difensiva. Ora Mazzoni, Schinina di prima, non arriva il pallone a Villalba, capisce tutto Dimash che allontana e Medici allontana la minaccia, il tiro destinato dentro lo specchio della porta. Punteggio ancora di 3-5 per il Mantova, 2 minuti e 47 secondi alla fine del match. Ci sediamo bene, grazie. La prende troppo comoda, secondo il direttore di gara sono passati 4 secondi per battere la rimessa laterale. Ora Sanna, Mazzoni, Mirko Medici, ancora Mazzoni, Villalba può prendere palla, si difende ora il Mantova come è giusto che sia. Ancora Medici,
Mi dà il time out dopo, mi dà il time out dopo. Perfetto, time out per i celesti. Indiretto. Calcio di punizione. Batte Schirina velocemente, gioco fermo. Deve battere dal limite, non può battere da dentro l'area. Deve dare forza a lui. Lo deve portare al limite. Daniele ha battuto velocemente, ma non si può battere dentro l'area di rigore, perciò l'arbitro ha fermato il gioco. Schirina deve battere dal limite dell'area di rigore. Momento decisivo, si può riaprire una partita. 2 minuti e 13 secondi. Mazzoni verosimilmente lascerà il pallone per Sanna e calcerà in porta. La tocca Mazzoni e Dimash in scivolata si immola e mette la palla in fallo laterale. Sanna indietro per Schirina, ancora Sanna, Mazzoni la prende ancora, poi Dimash, grandissima giocata. Schirina, Sanna non stoppa la palla, regala il possesso al Mantova, che però deve effettuare il time out richiesto da mister Milella. 1 minuto e 57 alla fine, ancora 3-5 per il Caos Mantova. Parrell, Dimash, rimessa laterale per il Caos Mantova. 1 minuto e 54 alla fine. Lelego vede un fallo il direttore di gara, quindi calcio di punizione per la Seibert Daniele. Sanna sul punto di battuta. L'Alba all'indietro per Medici, ora la palla in rete all'improvviso con 2 passaggi. La Seibert Daniele ha riaperto la partita. Medici per Villalba che di prima trova Mazzoni sul secondo palo. E la Seibert Daniele adesso regala 1 minuto e 32 secondi di pura passione. Fino alla fine non molla la Seibert Daniele. Sanna recupera un pallone incredibile e poi la parata di Ricordi. Sanna se l'è conquistata con la rabbia questa palla. 1 minuto e 25 è tantissimo in questo sport, può succedere di tutto. Medici, Villalba, Sanna, larga per Mazzoni, guadagna la rimessa laterale. 1 minuto e 10 secondi,
corre il tempo, Aniene in possesso palla, alto il suggerimento, la prende Dimas, esce di che ha gelato le speranze del pari della Cyber Telaniene. La ricordi, Chitola protegge palla, l'Alba forse commette fallo, situazione un po' confusa, arriva il triplice fischio al Palatuliv, il Caos Mantova espugna la casa della Cyber Telaniene, finisce 4-6, ancora una sconfitta per la Cyber Telaniene